Questa è la rosa canina. Sì. Quindi sfioriti fiori, cioè le roselline, escono queste bacche. Queste bacche all'inizio sono verdi, infatti lì si vede che sono verdi, poi arrossano e sono piene di semi pelosi, ma pelosi un po' pungenti. Ecco, chi mangiava queste bacche e le mangiava intere, allora queste bacche contengono una sostanza astringente e quindi perciò le chiamano turzengulo, cioè chi le mangiava intere queste bacche praticamente non andava più a bagno. Queste sono le galle. Questo è un insetto che punge il ramo in primavera, quando la pianta sta gemmando, la punge e infila un uovo, un ovetto. Nasce una piccola larva, la quale poi sotto la corteccia del ramo della rosa canina fa fare, diciamo, istica, stimola una reazione chimica botanica per cui escono questi peli. Se noi lo spezziamo, lo rompiamo, dentro ci sono come delle capsule artificiose in cui passa l'estate, insomma, diventa adulto, quindi si impupa. Poi praticamente uscirà e quindi andrà a sua volta a fare lo stesso ciclo produttivo biologico. Perfetto.